Ciao! Roberto da Venezia. Beh, vabbè, ho capito. Dunque? E dunque, lunga vita il generale Vannacci. E spero che ci sia anche un colonnello Vannacci. E spero che ci sia anche un tenente Vannacci. E un cosa mandiamo, sergente, tutto un l'esercito in caporale. Europa? Io voglio un paese di Vannacci. Dunque? Ecco, signori, abbiamo passato un pomeriggio insieme a questo pazzo. Erika! Che bella che è, cazzo! Tutte le mattine quando mi sveglio, io mi sveglio e ascolto Erika! E comincia bene la giornata. Considerando tutto questo, abbiamo finito la festa, il compleanno di Armando. Abbiamo passato una bella giornata. Alla fine avete capito con quale soggetto siamo tornati a casa. Io non ce la faccio più. Cosa dice lei di questo ragazzo, cara signora Sara? Ah, guarda, una Nadia? cosa da stare stupefatta, mai trovato una persona così. Ma perché, secondo lei com'è? È un po' pazzoide, Però? idealista, simpatico e uno che si può definire uno che non ti fa più di tanto perché è tutto Però io credo che sia di destra di merda questo qua. tanto Noi che sì. siamo di sinistra, Sì, da sì. sempre, Sì. siamo stati in macchina con dei stroite di Sì, merda. però essendo che è un po' su di giri l'abbiamo accettato e abbiamo ascoltato e va bene così. E va bene così. Va Ti è bene. piaciuta la canzone ultima che ha cantato? Bella, bella. Proprio sembrava di essere in campi di concentramento, poverini. Brava, Ma brava. purtroppo lo lasciamo vivere con le sue idee e siamo in democrazia. Brava, bravissima. Mi ha fatto da cagare tutto sommato. Che sboromi. Ancora? No, è che Anche a questo ti allergia. va tutto. È che allergia. Ciao ragazzi, scusate, ma Gianna mi fa i video anche quando vado in cesso. Vi ho detto, vedo. TikTok, vero? Sono super contento che mi hai presentato Amerigo Vianello. Grazie, Grazie, ci di vediamo. questo caro amico. Ciao, ciao Gianna. Ciao, 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 ciao.